Un incendio è stato appiccato ieri pomeriggio da ignoti negli archivi del plesso scolastico di Via dei Mille a Favara. Il fumo, fuoriuscito dalle finestre dei locali seminterrati, ha messo in allarme gli abitanti della zona che hanno chiamato il 115. L'episodio si è verificato alle 17 circa. Il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che le fiamme prendessero il sopravvento. Il tentativo di incendio è partito da un vecchio materasso dato alle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della locale tenenza e gli agenti del corpo di polizia municipale. Questo è l'ennesimo colpo inflitto dai vandali al moribondo edificio. Lo scorso 22 gennaio, in un nostro servizio, vi avevamo parlato dello stato di abbandono in cui versa lo stabile e di quanto fosse alto il rischio del ripetersi di nuovi atti vandalici. Opere di distruzione della cosa pubblica che a Favara purtroppo si rinnovano e che probabilmente sono favorite dalla carenza dei dovuti controlli e di una seria programmazione strategica dell'amministrazione comunale che, dalla dichiarazione di inagibilità dell'istituto datata 17 giugno 2011, lo ha praticamente consegnato nelle mani dei vandali. L'inciviltà di pochi e l'indifferenza di altri non possono condizionare lo sviluppo culturale dell'intera comunità. Ferme restando così le cose, a che cosa servono i tanti incontri che si svolgono in città per inculcare nei giovani il rispetto delle regole se poi i risultati sono questi? Per la cronaca, nessuna indagine è in corso per risalire ai colpevoli perché dal comune non sarebbe stata ancora sporta nessuna denuncia.